Nella Genova del Settecento alcune alte magistrature cittadine erano assegnate tirando a sorte tra 90 illustri candidati identificati ciascuno con un numero progressivo. A 5 di questi numeri era anche abbinato un premio. Ecco l'origine del moderno gioco del lotto. I proventi, tra l'altro, servivano a procurare la dote a 5 ragazze povere. A Venezia, ribaldi e barattieri, i giocatori incalliti, diremmo oggi, potevano praticare la loro attività solo tra le due colonne di Piazza San Marco, cioè in un luogo all'aperto, pubblico e centralissimo, proprio per favorire il controllo sociale. Ma si tentava la sorte anche nei casini, apposite stanze nei palazzi dei nobili, da cui poi deriverà il termine attuale casinò. A Roma si scommetteva su tutto, dalla morte del Papa all'elezione del successore. Quella dell'azzardo è una vicenda secolare e avvincente che procede di pari passo con la storia della società, del costume e anche della morale pubblica. La ripercorre una mostra alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, Lotterie, Lotto, Slot Machine, l'azzardo del sorteggio, storia dei giochi di fortuna. L'esposizione dal 18 novembre al 14 gennaio a Palazzo Bomben è anche la sintesi di un trentennio di ricerche e iniziative su questo argomento da parte della Fondazione, come spiega il direttore Marco Tamaro. Allora, noi da 30 anni che ce ne occupiamo per l'appunto, però in 30 anni abbiamo pubblicato molti libri, abbiamo fatto molti convegni, molti incontri tra esperti. E abbiamo pensato che fosse il momento di trovare un linguaggio buono per spiegare a tutti cosa vuol dire occuparsi di storia del gioco e quale sia il senso di un processo che nasce dalla biologia. Qualunque cucciolo di mammifero gioca e noi siamo dei mammiferi e giochiamo, ma è dalla storia dell'umanità che si gioca e la questione del giocare per vincere, della sorte, fa parte della storia dell'umanità. Conoscere bene questo vuol dire capire un po' meglio certi processi e per esempio interpretare meglio i processi legati alla degenerazione del gioco, che sono le ludopatie. Cartelle di riffe, carte da gioco, urne per i sorteggi, immagini d'epoca, il grande quadro di Eugenio Bosa sull'estrazione del lotto in Piazza San Marco, prestito dei Musei Civici di Treviso. Sono oltre 130 i reperti della mostra curata da Gherardo Ortalli, storico, professore all'Università di Ca' Foscari, che da anni collabora con la Fondazione Trevigiana sul tema. Vuole essere una spiegazione di come e quando questo aspetto della vita sociale nasce e così come lo viviamo oggi nasce nel corso del 200, ma addirittura si precisa un paio di secoli dopo. Dal 400 a oggi le modalità fondamentali del gioco d'azzardo restano nella logica di fondo le stesse, cioè il contrasto tra quello che è illegale e quindi è proibito, però è incomprimibile, allora bisogna cercare di regolarlo. Il tentativo di regolarlo vuol dire trovare quell'equilibrio difficilissimo tra il consentito e il vietato, cioè non basta vietare, perché vietare è come appunto stringere acqua con le mani, non ci si riesce. Al tempo stesso non deve essere pericoloso per la società, e allora ci sono gli interventi dei poteri pubblici che vogliono contenerlo. Naturalmente il gioco d'azzardo è una tassa di tipo indiretto, però è l'unica tassa che il contribuente paga volontariamente. Nessuno obbliga a giocare al lotto, a giocare alla lotteria o nemmeno andare alla slot machine. Un continuo compromesso, insomma, tra condanna etica e dunque proibizione e impossibilità a rinunciare ai ricchi introiti per l'erario pubblico assicurati dalla tassazione sui giochi d'azzardo. E allora si giustifica il male con opere di bene, così i proventi del lotto, oltre a risanare i bilanci statali, sono serviti a bonificare le palude pontine, a costruire la fontana di Trevi o, in tempi più recenti, a restaurare il patrimonio artistico. Il vernissage dell'esposizione, in concomitanza con la prima di 2 giornate di un convegno internazionale in materia, è in programma venerdì 17 novembre alle 18. E per l'occasione i partecipanti verranno coinvolti anche in alcuni giochi, naturalmente
innocui e legali.